Mutuando il titolo della storica rubrica della settimana enigmistica, forse non tutti sanno che il primo ritrovamento storico di una dicitura Made in Italy su un prodotto in Italia è stato accertato su un occhiale nato, prodotto e venduto a Calalzo di Cadore nel 1897. E si badi bene non solo per adempiere ad una richiesta d'oltreoceano, ma per sancire l'importanza di ciò che è fatto in Italia. Da qui è partita la scrittura del disegno di legge a firma del senatore Luca De Carlo, che mira a integrare la norma del 2023 per l'istituzione della rete delle città madri del Made in Italy e il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore. La possibilità data a tutte quelle città o paesi che dimostrano di avere prodotti marchiati Made in Italy prima del 1925, cioè da oltre 100 anni, la possibilità di fregiarsi del termine città madre del Made in Italy, nella consapevolezza di quanto sia importante per un territorio raccontare la propria storia. La scoperta di questo aneddoto importante per Calalzo è opera dello storico d'impresa veneziano Massimo Orlandini. Una scoperta casuale nella mia biblioteca mentre stavo facendo un nuovo libro, praticamente un nostro storico veneziano Guglielmo Berchet, dando la medaglia d'oro alla occhialeria Ferrari di Calalzo, descrive come questa occhialeria, che esporta in tutto il mondo, non esporta il proprio prodotto in maniera anonima ma marchiandolo Made in Italy. Siamo a fine Ottocento e non nel 1951, quando convenzionalmente si attribuisce la nascita della moda italiana. Io non voglio disconoscere l'importanza del Made in Italy del secondo dopoguerra, ma ribadire il fatto che si può parlare di Made in Italy con una storia di 130 anni alle spalle. Il disegno di legge approderà in Commissione Nona al Senato la prossima settimana e potrebbe diventare occasione, oltre che di orgoglio, anche di marketing del territorio. Io credo che lo stesso genio con il quale abbiamo creato l'industria dell'occhiale possa essere utilizzato per rivitalizzare l'occhiale, sì, ma anche per qualsiasi attività imprenditoriale. Da Calalzo credo questo sia un bel messaggio.